Presidente, ormai ci siamo, la nuova programmazione sta per partire, i giochi sono fatti, oggi qui per trovare un coordinamento e delle sinergie tra i vari GAL veneti. Eh sì, ormai ci siamo sì. Ci siamo lasciati nella precedente riunione di coordinamento in cui non avevamo ancora tutti gli strumenti necessari per poter partire, in special modo le linee guida. Adesso che queste ci sono stati presentati nei vari CDA di tutti i nostri GAL i cronoprogrammi, alla fine non dico che la strada è in discesa, però potremo effettivamente calare sul territorio tutti i nostri bandi. E noi nella fattispecie nel mese di aprile potremo fare un'assemblea con tutti i soci e verso la fine del mese poi presentare i bandi che abbiamo intenzione di attivare. Quasi un anno e mezzo di coordinamento, che esperienza è stata questa per il GAL, il vostro GAL, il GAL Delta Po e nello specifico anche per lei come coordinatore? L'esperienza sicuramente è positiva, le difficoltà ci sono state perché ogni territorio ha le sue peculiarità e di conseguenza ha le richieste che vengono dal territorio stesso. Non è facile quindi magari a volte mettere tutti d'accordo e farsi da portavoce nei confronti di quello che viene dettato, che viene da richiesto da parte dell'ADG. Però insomma siamo ottimisti. Infine un pensiero su questa nuova programmazione appunto che sta partendo. Ci sono tempi piuttosto sfidanti, ma insomma la volontà è quella di far bene come sempre. Certo, non solo i tempi tecnici, il problema è anche tutte le difficoltà che vengono da un mondo che ormai non rimane solo confinato nel proprio territorio o nella propria regione, ma che guarda effettivamente all'Europa e guarda al mondo. Io mi auguro che tutto quello che sta accadendo intorno a noi effettivamente non comporti grandissime difficoltà per chi ha intenzione di investire nella propria attività e di conseguenza per far sì che poi il tutto venga calato a favore dei cittadini.